Amici, benvenuti a Usini, a Io ai Puntare, 17ª edizione. Sono qui con Antonio Brundu, sindaco di Usini. Grazie sindaco per averci invitato qui a Usini. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, prima di fare una chiacchierata con Antonio, volevo ricordare, noi siamo precisamente in Piazza Conciliazione, dove a breve inizierà uno degli eventi collaterali di A Io ai Puntare, che si chiama Asantica Moda. È una passerella di abiti tradizionali, poi ci saranno anche delle performance di cori, insomma una cosa molto bella. Quindi seguiremo questo evento collaterale e avremo qui con noi diversi ospiti per parlare di Usini e per parlare di A Io ai Puntare, che è uno degli eventi più sentiti del paese, conosciuto insomma in tutta la Sardegna. Quindi, sindaco, Usini, città del vino e dell'olio, oggi ci dedichiamo un po' più al vino? Oggi sicuramente Usini è un paese di 4.500 abitanti con 9 aziende vitivinicole. È un dato che dico sempre quando insomma vengo tirato in causa, vengo chiamato a dire cosa è Usini. Non posso non dimenticare le 9 aziende vitivinicole e con questo dire che il vino naturalmente è il principale nostro attrattore turistico, culturale, quello che muove la nostra economia, è quello che ci aiuta a crescere. C'è anche il detto simpatico di Usinesu Imbriagone, l'usinese chiaramente affezionato alle sue numerose cantine, per cui A Io ai Puntare è proprio questo, il vino e l'accoglienza poi verso gli ospiti che vengono a visitarci. Ecco, lo spieghiamo, visto che ci seguono insomma in diretta streaming, siamo su Facebook, quindi mi raccomando, condividete questa diretta anche ai vostri amici. Spieghiamo più che altro ai nostri insomma fan del continente che magari non sanno cosa vuol dire A Io ai Puntare. A Io magari lo sanno quasi tutti. I puntare, la parola nasce da? I puntare è la tipica parola che significa spillatura del vino. Lo dico brevemente, cosa succedeva tanti anni fa, diverso tempo fa, ma a Usini è sempre successo. Nel giorno di San Martino si andava ad assaggiare il vino nuovo cantina per cantina, per cui io ho il mio vino, tu hai il tuo vino, o il nostro amico ha il suo vino, si va proprio nelle cantine ad assaggiare questo vino nuovo che è stato appena prodotto. Perfetto, quindi andiamo a spillare e assaggiare il vino nuovo, che tra l'altro questa manifestazione, ho avuto modo di parlare nei giorni scorsi con la presentazione a Palazzo Ducale a Sassari con alcuni elementi del coro, che tra l'altro erano alcuni dei primi personaggi che per scherzo hanno iniziato hanno girato le cantine tra di loro, tra amici, e da quel giro scherzoso insomma che si andava a assaggiare il vino nuovo poi è uscita questa manifestazione. Siamo alla 17ª edizione. Sì, tutto è nato da lì. Tutto è nato da lì, da una chiacchierata tra 3 amici del coro di Usini. In quella fase, dopo le prove del coro, dopo le prove ufficiali, c'è una fase un po' di laboratorio dove si sta in sede, si continua a parlare, a raccontare, dirsi insomma un po' le cose, e lì l'idea, ma perché non riprendiamo quella antica tradizione del nostro paese e andiamo ad assaggiare il vino nuovo per le cantine? Poi naturalmente dopo 17 anni, ma anche già qualche anno fa, è diventata la Io ai Puntare, che un po' fa da apripista a tutte le manifestazioni del territorio, insomma, che caratterizzate diverse, certo, dal infatti oltre da Io ai Puntare abbiamo degli appuntamenti molto importanti a Usini durante tutto l'anno. Certo, quindi sul vino soprattutto, penso a Vini di Coros, penso a Calici di Stelle, penso insomma a tutte quelle manifestazioni che ci aiutano a presentare, a proporre il nostro prodotto, che come dicevo prima è davvero il prodotto principe. Ma di vino avremo modo di parlarne anche con gli altri ospiti che si susseguiranno lungo questa diretta. Avremo qui più ospiti a parlare proprio del vino di Usini, degli antichi vitigni ritrovati, insomma poi ne sentiremo, e anche magari da Antonio che tornerà qui con noi. Ma il paese è dedito al vino e all'olio, quindi Usini nasce proprio con i prodotti agropastorali insomma della terra. Sì, vino, olio e carciofi sono i prodotti tipici del nostro paese. Poi vino e olio forse in maniera più importante, prova ne sia il fatto che siamo città del vino e città dell'olio, quindi siamo una componente importante anche di queste due associazioni nazionali, ma avremo modo anche quello di vederlo più avanti. E chiaramente sì, sono i nostri prodotti, sono quelli che trascinano la nostra economia, contrariamente per esempio alla pastorizia, che è un'attività che non è presente, diciamo, se non davvero in pochissimi casi, mentre invece sull'agricoltura e quindi sui prodotti della terra si è lavorato tanto, si è investito tanto, si sta continuando a investire tanto. Penso solo
milioni di euro che all'interno della programmazione territoriale questa amministrazione sta impegnando su Corte Diaz, che diventerà Certo, la corte del ecco, Cagnolare. ecco che ci sono delle, tu mi hai portato in giro in questi giorni, infatti poi avremo un contributo che manderemo in onda, mi hai portato a vedere Usini e ci sono delle situazioni importanti come Corte Diaz, che era proprio un centro, un fulcro di lavoro, di passione, di tantissime cose, insomma un po' il centro di tutto Certo. questo movimento del vino e del lavoro della terra. Corte Diaz era un po' il cuore lì nella piazza Castello, che già è anche il cuore del paese, di tutta l'attività agricola ed economica del paese a fine del 1800 o primi del 1900, e decine di famiglie di usinesi hanno lavorato presso appunto la famiglia Diaz, una famiglia possidente, insomma proprietari terrieri che avevano queste terre da sfruttare e quindi lavoro anche da offrire, e lì naturalmente noi vogliamo continuare a crescere, appunto andando a creare quello che deve essere le corti e le cantine del Certo, Cagnolari, certo. l'abbiamo chiamato così e Certo. speriamo davvero di vederlo compiuto. Bene, allora io sento già un po' la musica che si sta alzando, ci siamo quasi con l'inizio, così vediamo l'inizio di questa sfilata, però nel frattempo io manderei una clip su Usini e ci guardiamo una piccola cartolina di questo paese. Prego la regia se la può mandare e noi rimaniamo sempre con il sindaco Antonio qui con noi. Grazie.
Bene amici, il sindaco Antonio Brundu mi ha lasciato per un attimo perché sta per inaugurare a Santica Moda l'evento collaterale di Aioe Puntare qui in Piazza Conciliazione. Vi invitiamo tutti a venire qui con noi, quindi io a questo punto lascerei la linea all'inizio di Asantica Moda e poi noi ci rivediamo qua con tanti altri ospiti. A dopo! Prova? Prova? Adesso non te lo so dire e non te lo posso neanche dire perché sto iniziando. Non lo so. Io parto, poi prima le donne sicuramente. Siamo pronti? Siamo pronti per iniziare? Allora diamo il via. Buonasera! Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Santica Moda. Grazie per essere qua presenti, per sfidare il freddo, perché stasera c'è davvero tantissimo freddo. È una manifestazione che ha messo in moto l'intera isola. Pensate che questa sera arrivano da lontanissimo pur di sfilare con il loro splendore, con la loro bellissima carta d'identità che è indosso l'abito, ovvero il costume sardo. Ma quest'anno ci sono tantissime novità. Intanto possiamo definire questa edizione di Santica Moda come un evento nell'evento. Sì, perché stasera noi facciamo da cornice alla manifestazione protagonista, che è quella di Aioe Puntare, che quest'anno va a spegnere ben 17 candeline. Manifestazione enologica che ci permetterà tra poco di gustare i vini pregiati locali, appunto delle vigne di Usini, il rosso e il bianco, il Cagnulari e la Vermentina. Fra le tante novità in questa seconda edizione, che l'abbiamo proprio creata con tantissimi eventi, possiamo partire già dalla musica. Infatti quest'anno ad accompagnare le nostre fogge ci saranno due organettisti, che sono Giuseppe Cubeddu da Ossi e Paolo Tucconi da Olbia, che penso che sia ancora dietro le quinte, che sta cercando di tenere caldi il più possibile. Ecco, lo vedo da lontano. Sta cercando di tenere caldi il più possibile i nostri ragazzi, che sicuramente hanno un po' di freddo. Sta arrivando, si sta avvicinando, lo vediamo anche se da lontano. A questo punto però mi sembra doveroso, importantissimo, ringraziare tutti coloro che hanno permesso che questa bellissima manifestazione di Santica Moda riuscisse nel suo intento, a partire dall'amministrazione comunale, soprattutto dal sindaco Antonio Brundu, che a brevissimo chiamerò qua vicino a me. Grazie anche alla Proloco di Usini e alla presidente Antonella Masia, che si è veramente inventato di tutto e di più per la buona riuscita di questa serata. Grazie al Coro di Usini, ideatore della manifestazione di Aioe Puntare già dal lontano 97. Grazie a Gavino Piras, che si è inventato di sana pianta questo format di Santica Moda. E quindi grazie anche a tutte le fogge, ben 200 e passa, quasi 250 rappresentanze provenienti da tutta l'isola.
Prima di iniziare ovviamente non posso non far fare i saluti a colui che possiede le chiavi del paese, al primo cittadino, e sto parlando del sindaco Antonio Brundu. Eccolo che arriva, sta correndo, lui sta correndo da una parte all'altra. Io poco fa, Antonio, ti ho presentato come un sindaco attivissimo, e con questo intendo dire che non è il classico sindaco con la fascia tricolore che sta lì a firmare 2 ordinanze, 4 protocolli. Dovete sapere che Antonio si è dato un bel po' da fare, milioni di chiamate, viste come io, che milioni di chiamate, ha portato le sedie, ha organizzato i tempi televisivi, insomma un po' di tutto. Da cosa nasce questo spirito, questa grinta di metterti in prima linea ad aiutare il tuo paese? Sì, innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti ad Io e Puntare e alla Santiga Moda, come dicevi. Diciamo che oggi forse è strano per me indossare abiti civili, perché sarei stato volentieri in costume, o meglio in abito tradizionale. E non lo posso fare per ovvie ragioni di corse appunto da qua e là, appunto per cercare di garantire il tutto, ma la grinta ti viene dal fatto che i cittadini, la tua gente, la tua comunità ha bisogno di te, e ha bisogno di te dallo sfalcio dell'erba al piazzare le sedie, davvero in tutte quelle piccole occasioni. L'unica cosa che noi amministratori possiamo fare è quella di stare vicino alla gente, dove molto spesso non lo fa la politica ad alti livelli. Noi che non siamo politici ma siamo gente comune, siamo gente come la nostra comunità, come le nostre persone, dobbiamo cercare di stare il più vicini possibile. Grazie Antonio. E allora, volevi aggiungere qualcos'altro? Sì. Ho ringraziato naturalmente da stamattina un po' tutti, quindi Proloco, Coro di Usini, Gruppo Folk San Giorgio, tutti coloro che hanno collaborato, ma non ho ancora fatto un saluto naturalmente alle fogge che ora vedremo qua. Arrivano da quasi 30 paesi della nostra Sardegna, coloreranno lo hanno già fatto con la parata le vie del nostro paese, poi la nostra piazza con il tipico ballo d'undu e tutte le danze tipiche. Davvero questo per me è uno degli orgogli più grandi, poter sapere che i colori della Sardegna colorano la mia comunità. Grazie. E ha ragione, non c'è soddisfazione più grande quando si vede la gente, si vedono colori, profumi, ma soprattutto quando la propria comunità va a abbracciare quelle che sono le nostre tradizioni, che da sempre ci appartengono. E adesso, prima di dare il via alle nostre fogge, io vorrei far dare a tutti voi un saluto a suon di voce. E per questo faccio entrare il coro di Usini, che è una delle parti più antiche di Usini. Eccoli qua che arrivano con il direttore Mario Tedde a capo, eccoli qua, e oggi ci canteranno una bellissima canzone che è appunto Usini, la musica di Nanni Brundu. Beh, accogliamoli con un applauso, no? Durante i saluti ho citato il coro di Usini perché ricorda una data, il 1997, stiamo parlando dell'estate 1997. L'idea di Io e Puntare, dovete sapere che nasce da 3 amici componenti del coro di Usini, e questo io l'ho saputo tra una chiacchiera e l'altra durante una conferenza stampa, perché 3 amici si incontravano, andavano nelle cantine di proprietà e decidevano di intonare una canzone, ovviamente sempre accompagnati da un buon bicchiere di vino. Quale vino? Il vino dell'anno nuovo, il vino nuovo, no? Quindi Io e Puntare su Inuno, e da lì nasce l'idea di Io e Puntare. Da 3 amici passano a 4, a 5, si forma il coro, si invitano altri cori, si va in giro per le cantine e arriviamo ad oggi con Io e Puntare 2018. I nostri ragazzi sono pronti, quindi lascio a voi tutto lo spazio, signori Usini.
Ma che emozione stare al centro del coro di Usini, la vibrazione delle loro voci che veramente si avvicina, ti tocca fino al cuore, arriva al profondo fino al cuore. Io di questa canzone non ho presentato niente, ma vorrei che lo presentasse uno dei componenti, che è appunto Zio Nanni. Spiegaci un po' il testo, il brano di questa canzone, che cosa vuol dire e chi l'ha scritta. Questa canzone l'ha scritta Nino Fois, e infatti ne approfittiamo perché è mancato qualche giorno fa. Siccome lui ad Usini è stato durante il periodo della guerra e poi è andato via a Porto Torres, è un grande poeta, era un grande poeta, un grande scrittore, anche di commedie oltre che di poesia, però gli è rimasto Usini nel cuore e quindi ha nominato proprio le zone di Usini, Chiligumurru, Samaia, Usineddu, Chessaeganes, tutte le zone di Usini, comprese le due chiese con i due campanili. È capitato che una nipote fosse all'orfanotrofio con mia moglie, dove insegnava mia moglie, e gli ha dato questo sonetto. Questo è il nostro, è Usini. Io gli ho fatto la musica, armonizzazione di Mariotte, e la presentiamo agli usinesi con molto piacere, Usini. Quindi le parole sono: è un sonetto di Nino Fois. Grazie mille, grazie al coro di Usini. So che adesso continuerete verso il vostro percorso itinerante verso le cantine. Voi potete uscire anche qua da questo lato, ecco qui, ordinatamente. Io invece prendo, grazie a voi, io vado di nuovo su e prendo posto verso il mio leggio, perché è la volta dei nostri gruppi, di iniziare a presentare i nostri gruppi con il sottofondo della musica sarda suonata da Giuseppe Cubeddu e Paolo Tucconi. Prima di dare il via a questa serata vorrei un applauso grande di quelli più forti possibile, più lungo possibile. E noi riprendiamo la linea qui dal nostro point, perché è un altro ospite, Giovanni Antonio Secchi, giusto? Sì. Vice sindaco di Usini, ma non solo, è anche coordinatore regionale delle città del vino. Quindi sì, doppia carica. Doppia carica, una carica che mi è stata assegnata il 21 ottobre scorso. Dopo ebbene ci siamo dietro di me, sono pronti, sorridono, si commuovono, incarichi sempre nella stessa associazione, nel coordinamento regionale come vice coordinatore. Di Santiga Moda. È un'associazione che in Sardegna raggruppa praticamente 21 comuni. E sto parlando del gruppo folk di Iglesias. Siamo 6 comuni, 8 comuni della provincia di Sassari, il resto sono divisi nelle altre zone, dalla Gallura alla Barbagia, Ogliastra e presenta gli abiti di gala relativi alla si occupa classe l'associazione borghese
di valorizzare tutto ciò che riguarda il settore vitivinicolo, comprese le manifestazioni che poi sono l'essenza per far conoscere i prodotti. Il coordinamento regionale è inquadrato nel Consiglio nazionale. Io, proprio perché ricopro la carica di coordinatore, faccio parte anche del Consiglio nazionale delle città del vino in rappresentanza della Sardegna. A livello nazionale l'associazione, ma soprattutto la giunta, si occupa di avere contatti con i vari ministeri, il Ministero dell'Agricoltura, del Turismo e anche con la Commissione Europea, per quanto riguarda l'agricoltura, sempre al fine di valorizzare e preservare l'agricoltura in generale, in questo caso in particolare il settore vinicolo. Recentemente l'associazione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con un'altra importante associazione nazionale che è quella di Città dell'Olio, che ci ha onorato della sua presenza qualche ora fa con il presidente nazionale. Ricche contadine o proprietari e terriere, praticamente questo protocollo farà sì che circa 1000 comuni italiani, perché ce ne sono 600 nell'associazione Città del Vino e altri 400 circa in Città dell'Olio, conti di più a livello politico nelle consultazioni con le varie commissioni ministeriali. Siamo qui per Aio e Puntare, la manifestazione enologica più importante di Usini, insieme ad altri due che sono la rassegna enologica dei vini di Coros, che si tiene nel mese di maggio, e Calici di Stelle, che si tiene il 10 agosto, che è una manifestazione che rientra tra quelle ideate e organizzate con la collaborazione di Città del Vino. Chiedo solo un attimo alla regia, ho dentro il microfono, sento un pochino, grazie se me lo mettono a posto. Continuiamo a parlare di Aio e Puntare. Gruppo Folk Gianas. Aio e Puntare è giunta alla 17ª edizione, come ho detto prima, è sicuramente la manifestazione più partecipata, si parla di migliaia e migliaia di persone, e non so se qualcuno che mi ha preceduto ha spiegato che dall'anno scorso abbiamo anche stilato un regolamento per far sì che tutta la manifestazione venga svolta in un determinato modo, rispettando alcuni paletti che si sono resi necessari porre, perché nei precedenti anni era diventata troppo frequentata, soprattutto da persone che poco erano interessate al vino. Quindi abbiamo posto dei paletti di buon senso, non certo per vietare nessuno di venire a Usini. E l'essenza di quello che produce Usini con i suoi 360 ettari vitati è il quinto comune della provincia di Sassari e il 13° a livello regionale, quindi una realtà consolidata. Abbiamo 9 cantine che imbottigliano, in totale circa 700.000 bottiglie, che creano un reddito, un fatturato medio intorno ai 3 milioni e 200.000 euro all'anno, quindi una cosa molto importante per la nostra comunità, perché poi a questo c'è da aggiungere l'indotto. Bene, senti, io volevo sfruttare la tua presenza anche per mandare un contributo che abbiamo preparato di una delle cantine, di una delle signore della cantina Chessa, che tu penso che conosci bene. Ragazzi sono venuti a Usini. Vuoi spendere due parole su questa cantina? Beh, la cantina Chessa e continuiamo, andiamo avanti con il gruppo Folk San Basilio di San Basilio. Eccoli che arrivano, locale o regionale, ma anche internazionale, così come altre cantine, penso a Cherchi, Carpante, Francesco Fiori, che sono le prime che sono nate, e per ultimo anche Galavera ha vinto numerosi premi internazionali, penso ai premi medaglia d'oro vinti a Londra, a Tokyo, e questi premi fanno sì che valorizzino non solo nello specifico il vino e quella cantina, ma soprattutto il nome del paese di Usini e con esso tutta la Sardegna. Giovanna Chessa è una imprenditrice che posso definire arguta, gestisce molto bene l'azienda di famiglia, c'è una continuità familiare nella gestione della cantina, così come quasi tutte le altre che sono presenti a Usini. Parlo delle 9 cantine che imbottigliano. C'è un'altra donna che in realtà che in un'altra cantina è abbastanza attiva, è Antonietta Cadeddu della cantina Carpante. Le altre sono condotte da uomini, ma in collaborazione con le mogli e anche con le figlie. Giovanna, diciamo che
tra tutte queste cantine quella che è più impegnata in prima linea. Bene, allora Giovanni, io manderei questo contributo della cantina Chessa e poi torniamo alla sfilata, ci guardiamo un po' di costumi, balli, cori e continuiamo qui da Piazza Conciliazione. Ricordiamolo, siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook di Sardinia Live, la festa è appena iniziata, qui si durerà fino a notte inoltrata, quindi noi siamo qua a aspettarvi, le cantine sono aperte, sta iniziando ad arrivare pubblico e gente, quindi allora via contributo Chessa e poi ci riguardiamo la sfilata. Grazie. Buon Natale a tutti. Berrita nera in panno di forma tubolare con bordi arrotondati viene indossata ripiegata. Gruppo folk Milis Pizzinnu di Milis. E ancora un altro gruppo, li vedo già pronti, ecco che avanzano, il meraviglioso abito sardo del gruppo folk San Gabriele Villagrande Strisali. Il costume tradizionale maschile è molto semplice, nero con piccole decorazioni solitamente rosse, ha come particolarità i bottoni che vanno a chiudere su gippone, raffiguranti le monete di Vittorio Emanuele. La particolarità nella prevalenza di erbacee è dovuta al fatto che, essendo un paese di montagna agli appendici del Gennargentu, il costume era destinato a contrastare le temperature invernali. Villagrande detiene il primato mondiale di longevità maschile. Gli eventi più importanti sono infatti la festa campestre in onore di Santa Barbara, festeggiata la seconda domenica di luglio, e la festa patronale di San Gabriele. Un applauso ancora al gruppo folk San Gabriele di Villagrande Strisali e adesso facciamo una piccolettissima pausa, perché oltre alle descrizioni abbiamo deciso di allietare un po' la nostra serata, la nostra sfilata di Santica Moda anche con una danza, con un ballo, ed è per questo che chiamo il gruppo folk Intragnas di Porto Torres, che stavano facendo le prove dietro le quinte e quindi non mi hanno ascoltato. Eccoli qua che arrivano, belli più che mai, il gruppo folk di Porto Torres, Intragnas, che ci delizieranno con una bellissima coreografia. Cosa ci ballate oggi? Cosa fate? Sudillu dovrebbe essere. Sudillu. Chi vi accompagna?
Prego, scendete pure giù nella nostra scalinata, mettetevi in posizione perché il gruppo folk di Porto Torres Intragnas ci delizierà con una bellissima coreografia di Sudillu. Ad accompagnarlo sarà Giuseppe Cuveddu. Eccolo che si sta preparando. Ci siamo. Giuseppe Cuveddu. Grazie ragazzi, spettacolari come sempre. Grazie ancora, vi avrei voluto far ballare ancora, ma dobbiamo andare avanti con le nostre descrizioni. Ma ci vediamo subito, ci vedremo tra poco con la descrizione anche dell'abito di Porto Torres, ma adesso è il momento di Samugheo. Un applauso meritatissimo anche da Samugheo, che arrivano da lontano per noi, per S'Antiga Moda.
Il costume maschile è costituito dai seguenti indumenti: sagamisa ricamata a mano di questa sugossu, il velluto blu con variopinti ricami sul davanti e con bordi azzurri. Completano i bragas biancas in lino o tela bianca, sopra in orbace nero ed infine sulle gambe i scarzas, sempre in orbace nero strette da fiocchi blu. Il costume di Samugheo può ritenersi tra i più caratteristici della Sardegna ed in particolare quello femminile, reso famoso dal copricapo che anticamente era formato da ben 7 fazzoletti e poi ridotti a 4. Attualmente si usa su Muncadore de Ligare, su Muncadore de Orrosas, su Mantigheddu e su Muncadore de Moda. Continuano le nostre fogge di Samugheo, le nostre donne, eccole qua che girano tra di loro, da notare la differenza nei loro colori, uno completamente nero, mentre l'altro alla nostra sinistra che riporta vari tipi di colori, soprattutto nel grembiule e nel fazzoletto che abbiamo descritto poc'anzi. Ancora un applauso per Samugheo, gruppo folk San Sebastiano. Ed è il momento dell'Associazione Culturale Folclorica Ortakis, gruppo folk su Ortakis di Bolottana. Un applauso per i nostri amici. Passiamo subito al costume femminile. I colori predominanti dell'abito femminile sono il bianco del lino e il nero del Tibet e del velluto. Gli unici dettagli che lo impreziosiscono sono i ricami floreali presenti in simbusto e su mucadore. La camicia, sa camisa di lino bianco, è arricchita da un pizzo confezionato a uncinetto e in taglio, sopra della quale viene indossato un bustino di velluto nero simbustu. La gonna San Munnedda di semplice fattura presenta una caratteristica unica nella parte posteriore, ovvero un gruppo di 25-30 pieghe denominata Sakaramannola, che pare variassero di numero a seconda dell'età. Savarda ancora su mucadore il fazzoletto. Mentre il costume maschile è ugualmente molto semplice, il colore predominante è il nero del velluto di cui è fatto il gilet su gorpette. Ancora sarragas, leghette e samesas cartas. Questo era il gruppo folk Ortakis di Bolottano. E ora andiamo un po' verso il nord della Sardegna, andiamo nella grande città che il 15 di maggio festeggia il suo patrono, che è San Simplicio, e durante la processione fa da apripista il gruppo folk olbiese, con la particolarità di tenere sempre in mano petali di rose e il pane. L'abito da signora e l'abito da ragazza non sposata viene definito, insieme all'abito maschile. Accompagna la sfilata con l'organetto Paolo Tucconi. L'abito da signora Savalda, grembiule il raso, sagamigia, camicia bianca in candido cottone, su gorito il bolerino scollato in panno nero, su zippone la giacchetta corta e aderente, su mucadoru fazzoletto nero ricamato con disegni vivace, sagapitta, gonna in broccato fissata sul capo a coprire la testa e le spalle, mentre l'abito da ragazza non sposata, su mucadore il fazzoletto in tessuto pregiato seta o lino giallo chiaro, con preziosi ricami allacciato molto stretto intorno al viso. L'abito invece maschile è composto dal gonnellino coprifianchi di panno nero. E riprendiamo un attimo la linea qua dal nostro punto in piazza Conciliazione. Durante questa sfilata siamo ancora con Antonio Brundu, sindaco di Usini. Volevo chiederti una cosa, Antonio. Usini, abbiamo parlato tanto di vino anche con Giovanni Antonio Secchi, vice sindaco, però Usini è sì vino, è sì olio, ma è anche tanta tradizione, costumi e cori che abbiamo sentito prima, tra l'altro.
Sì, è uno degli anche elementi nuovi di questa festa, che oltre al vino deve mostrare quelle che sono poi le caratteristiche. Chiaramente non possiamo fare a meno di parlare del coro di Usine, lo abbiamo visto e sentito, nato nel 1974, quindi primo coro della provincia di Sassari, primo coro del Nord Sardegna dopo le esperienze nuoresi del 52-54 legate al coro di Nuoro e al coro Barbaggia, per cui una realtà così che l'anno prossimo farà 45 anni di attività è giusto che sia partecipe di questo contesto. Insieme naturalmente mi viene subito da pensare il gruppo Coro San Giorgio, altri 20 anni di attività, un festival internazionale del folklore che attira ad Usine in 6-7 mila persone tutti gli anni, per dire che c'è un importante dinamismo dal punto di vista culturale, dal punto di vista della ricerca. Stiamo lavorando anche come amministrazione per la terza foggia, per costruire la terza foggia dell'abito tradizionale, oltre alle due già acquisite, diciamo così. C'è un percorso di ricerca che sta andando avanti, intesa con ISTRE, con sovrintendenze, insomma stiamo attivando tutti quei canali che servono per dire che abbiamo anche una grande tradizione, non solo sul vino, ma anche sulla cultura, sugli abiti e su tutto quello che poi è Sardegna. Bene, ma noi ritorniamo dopo questo bel viaggio che ci ha fatto fare Antonio a Io a Puntare, alla manifestazione. Allora abbiamo le cantine tutte aperte, abbiamo 12 cantine, giusto? 12 cantine per le vie del centro storico di Usini, dove si può assaggiare il vino nuovo. Ma come lo assaggiamo questo vino nuovo? Bisogna, hai visto, io prima avevo la fascia, ho tolto la fascia e indossato il bicchiere. Adesso abbiamo il bicchiere, no? Bisogna procurare il bicchiere. Ma io questa mattina ho trovato una persona che ci ha dato una spiegazione perfetta di come acquistare i ticket e il bicchiere per degustare e assaggiare tutti i piatti tipici qui nelle varie cantine. Luisella della Proloco è stata perfetta, quindi vediamo per tutti voi che state raggiungendo Usini come acquistare ticket e bicchiere e godersi la festa di Aio ai Puntare. Vediamo. Buongiorno, sono qui per presentarvi la 17ª edizione di Aio ai Puntare, che tutti gli anni qua a Usini facciamo la promozione dei vini che vengono prodotti dai nostri cantinieri e da alcuni piccoli produttori e anche degli amatori che propongono i loro vini. Il punto vendita è situato all'ingresso del paese, vicino alla chiesa Santa Croce, che si trova sulla destra del gazebo, dove vengono venduti i ticket col bicchiere e viene data anche una cartina dove vengono indicate tutte le cantine e tutti i punti vendita che ci sono lungo l'itinerario che inizierete dal punto vendita dei biglietti. Ci sarà anche il trenino e il trenino avrà il costo di €1 per chi vuole usufruire di questo servizio, che serve e vi porta in tutte le cantine che sono nell'itinerario del paese. Il costo del ticket è di €10. In ogni blocchetto ci sono il numero delle cantine, che si inizia dalla numero 1 e si finisce con la numero 12. Oltre a questi ticket con le cantine ci sono anche 3 ticket jolly che servono per poter degustare i vini, alcuni vini che vi sono piaciuti. Potete utilizzare questo ticket jolly per poter andare a riassaggiare il vino. Andiamo ancora avanti
Eccoci, sì, adesso ci siamo ritornati. Allora abbiamo visto, Luisella ci ha spiegato come acquistare ticket e bicchieri. Antonio, però continuiamo a parlare dell'evento, perché ci sono gli eventi nell'evento. Qua siamo a Santica Moda che sta continuando dietro di noi alle nostre spalle, ma questa sera avremo in Piazza Arborea lo spettacolo A Ballare di Emanuele Bazzoni, perché dobbiamo, e lo abbiamo sentito come una necessità, continuare a vivere di tradizioni anche nella parte serale, quindi quale tradizione migliore del ballo indiano? Pensiamo possa essere la dignitosa e degna conclusione di una manifestazione di questo tipo, per cui Piazza Arborea dalle 21 in poi, Emanuele Bazzoni, spettacolo A Ballare. Vorrei aggiungere una cosa molto importante: Aio e Puntare è organizzata dalla Proloco di Usini con la collaborazione del Comune di Usini e del Coro di Usini. Proloco che ovviamente la sua presidente Antonella Masia è impegnatissima, dovremmo averla qua in diretta per fare due chiacchiere anche con lei, però ci tenevo soprattutto il sindaco a dire il grosso sforzo della Proloco insieme al Comune e al Coro. La Proloco è il braccio armato ma anche la mente pensante che mette insieme tanti piccoli pezzi, poi naturalmente l'amministrazione comunale fa tutto quello che può fare con i limiti di una burocrazia lenta che molte cose non le potrebbe fare davvero senza l'aiuto degli altri, però siamo partner, siamo dentro il progetto, per cui è una bella sintonia tra Proloco, Comune e Coro di Usini, che poi segue invece la parte culturale, e viene davvero insieme bene una orchestra che suona la stessa musica. Bene, allora io direi a questo punto rimandiamo la linea diretta alla sfilata e noi ci rivedremo qua con altri ospiti, tanto tempo ne abbiamo. Siamo qua. Ok, allora linea alla sfilata. Un fazzoletto dipinto a mano con motivi. La peculiarità di questo abito è la presenza di un fazzoletto copriseno. L'abito maschile di gala, è anch'esso riconosciuto tra il 1830 e il 1840, è composto da saberrita detto cecciu, risposta sul capo di colore nero oppure può essere anche rossa. L'abito femminile da contadina, il bustino è di fattura logudorese in giunco ed è broccato di seta, chiuso sul davanti da un nastro. La gonna è in panno grosso di colore bordeaux oppure celeste o ancora marrone, bordata sul fondo da una piccola passamaneria. L'abito maschile del contadino indossa un copricapo a berritta nero, la giacca è in panno di colore rosso con apertura laterale, chiusa da ganci invisibili. Le ragas sono nere in orbace lunghe sul ginocchio. E ancora l'abito femminile del ceto medio, il costume è composto da un fazzoletto bianco a rettangolo dipinto a mano annodato sotto il mento e da una cuffia rossa sottostante. Il bustino di seta di colore giallo ornato dal velluto nero e viene chiuso da un nastro di colore rosso. Queste erano le coppie del gruppo folk Intrañas di Porto Torres. Trinitai, ci spostiamo a Trinità d'Agultu. Prego, andate pure avanti nella nostra passerella. E questo è il costume maschile e il costume femminile di Trinità d'Agultu. Il maschio presenta la berretta, la camicia, l'ucossu, li calzoni, lighetti, li calzoni a campana e l'umezzu gabbana, una giacca di orbace con cappuccio, mentre la donna presenta la camicia, una camicia bianca di lino ricamata, l'ucilecco, un gilet corto fino alla vita imbroccato a cui i lati esterni posteriori erano applicati i capitaledi, due piccoli cuscinetti di stoffa per sostenere la gonna. Prego, potete iniziare a percorrere la nostra passerella anche voi. Io proseguo con la descrizione parlandovi della faldetta di fresco lana o di seta nera lunga sino alle caviglie con poche pieghe davanti e con numerosissime minuscole pieghe dietro. La camigiola, una giacca corta aderente e abbottonata sul davanti con le maniche aperte da cui fuoriuscivano le maniche della camicia. L'uscialdinu o mucaloru di coddu di seta in tinta unita o stampato. L'uscialdu di seta stampata con fiori viola o bordeaux indossato sopra la testa.
Lucenciu, perché non scivoli, è formato con l'Alzu di Capu. La Trinità d'Agultu, il gruppo folk Trinitai. E adesso andiamo di nuovo nei luoghi più caratteristici della Sardegna, per quanto riguarda soprattutto per il loro costume da sempre conosciuto, e stiamo parlando di Ololai, le coppie del gruppo folk Balladores di Ololai. Eccolo che arrivano nel loro splendore più assoluto, nel loro abito sardo bellissimo, con il costume da sposa e il costume maschile. Prego, iniziate a scendere verso la nostra passerella. Iniziamo col costume da sposa. Sul capo sono raccolti a cornetti sulla nuca, un gioco di intrecci e legature che formano su crundile, una conciatura unica in Sardegna che secondo alcuni studiosi si rifà alle pettinature in voga sull'Oriente. La gonna sul vardellino ufficialmente plissettata è orlata da una larga vetta in striglias dorata. Il grembiule su odale, molto stretto in vita, si allarga in un triangolo di seta gialla, verde e bianca. I gioielli sono i bottoni d'oro lavorati in filigrana. Dal collo pendono sos oradoa, collane di corallo e con immagine sacra. Dalle orecchie invece pendono sos pendulizzones, che sono appunto piccole manine scaramantiche di corallo. E ancora il costume maschile con il copricapo su gilet, il gilet su gosso, s'aspedes de montanino pelli di montagna con il pelo all'esterno. E questo era il costume di Ololai, la coppia del gruppo folk Balladores. Gruppo folk Tamuri di Macomer. Arrivano le nostre meravigliose ragazze che indossano gli abiti appunto femminili. In entrambi le varianti femminili troviamo sagamisa nella variante scura su zippone, era nero, plissettato nelle spalle e nei polsini, e sui gomiti era palloncino, sagunnedda di orbace nera e plissettata a coa e puzzone, coda d'uccello, e sopra veniva indossata savarda di broccato nero. Su mucaloro in seta bianca era successivamente della nobiltà. Sopra sta camisa veniva indossato su busto, e ancora su gorittu e su mucaloru e in velo un tulle, detto appunto su mucaloru e sparta. L'abito maschile saeste de castigu da custodire presenta sa camisa con maniche a sbuffo che escono dalle aperture del suzippone in orbace nera e rosso. Nel retro e nelle rifiniture sotto su zippone troviamo sos cartones, pantaloni bianchi che si indossano sotto sarragas, gonnellino d'orbace nero plissettato. Sopra si sistema sa entrera marsupio in pelle, sotto le ginocchia erano presenti leghette in orbace, sa estera l'abito quotidiano, presenta su zippone di velluto nero sopra una camicia alla coreana. I pantaloni sono di fustagno. Sopra su zippone si indossa un gilet scuro. In tutti e due gli abiti si usa sa berritta. E ancora un applauso per Macomer. Sorso. C'è stato un problema con Sorso, quindi andiamo avanti con il gruppo folcloristico arcidanese San Niccolò d'Arcidano. Eccolo che arrivano, e in primo piano abbiamo questa bellissima... Aspettami un attimo, come ti chiami? Martina, ma freddo? Hai piedini? Non ne abbiamo? Sì. Hai anche sfilato con i piedi nudi? Per adesso solo 2 volte. Solo 2 volte. Ok, e allora in bocca al lupo, mantieni stretti i denti per combattere il freddo, e la passerella è tutta tua. Un applauso per il costume femminile, molto semplice ma estremamente elegante, formato da il turbantino su muncadoru, la camicia bianca, la gonna a pieghe, il spabitas in broccato prezioso con sfondo azzurro e rose rosse, il grembiule, le scarpe che non ha, e lo scialle ricamato a mano. Ancora un altro costume femminile
composto sempre dal turbantino, su mucca d'oro, scialle ricamato a mano con diversi colori, la camicia bianca ornata di pizzo, la gonna in aba nera, pabitas in broccato prezioso con sfondo azzurro, rose rosse, il grembiule in Tibet ricamato a mano. Il costume si differenzia in costume de ognadì, il costume da sposa e il costume da vedova. Mentre prego, scendete pure verso il vostro tappeto rosso, è tutto vostro. Il costume maschile invece è formato da saberrita, la camicia bianca, su groppetto, saunetta e iscrazzas. Il costume del pastore, pantaloni in velluto, camicia bianca, iscambales, iscapitas, grussas e sabesti. Come in tutti i gruppi folcloristici, anche questo è un cambio di elementi dovuti all'incidere della vita. Alcuni sono quindi costretti loro malgrado ad allontanarsi, chi per lavoro, chi per motivi familiari e personali. E questo era il gruppo folk di San Nicolò d'Arcidano. E anche adesso prendiamo un attimo di respiro lo prendo io e un attimo di respiro lo facciamo prendere anche a voi, perché è il momento del coro Logudoro. Eccoli qua che arrivano. Si ferma un attimo con me il direttore. Prego, voi iniziate a prendere posizione, a fermare il vostro cerchio, la vostra formazione. Nel frattempo il nostro direttore ci spiegherà, dirà qual è la canzone che canterete stasera, di chi è, cosa ci volete dire, che messaggio volete mandare. Buonasera a tutti. Il coro Logudoro canterà prima Saggio Galza, che è una canzone proprio del coro Logudoro con cui è stata vinta anche la Biennale di Ozieri, e Saggio Galza la dedichiamo a Nino Fois, che è lo scrittore del testo, che è scomparso 2 settimane fa, e parla della venditrice di lumache, la lumacaia, e proprio di una donna che è molto magra, con la voce molto sottile, quasi come se fosse una canna che stride quando viene colpita da altre canne, e grida vendendo lumachine e lumache grandi. Quindi ma era di Ossi questa donna? Spesso di queste zone, insomma, Ossi, Usini. Perché c'è il detto, no? Se viene Ossi Giogaso, quindi Ossi, la caratteristica ed è conosciutissima anche per la sagra delle lumache, quindi sicuramente sarà stata di Ossi questa donna che vendeva le lumache. Però Nino Fois era originario di Usini, quindi ha scritto sicuramente di qualche usinese, magari che si spostava verso Ossi a rubare lumache. Grazie mille, io vengo con te Dario perché sarò al centro con voi per far sentire bene a tutti la vostra voce tenendovi il microfono. Siete pronti nella vostra formazione? Il coro Logudoro con Saggio Galza. Vivi
E sulle note del coro Logudoro di Usini riprendiamo la linea qui con un grande personaggio del vino di Usini, Salvatore Cherchi della Vinicola Cherchi. Ciao Salvatore, grazie di essere qui. Grazie di essere qui. Allora, un grande produttore di Usini in una grande festa di Usini Aio e Puntare. Sei qui proprio in Piazza Conciliazione, c'è la Cortes di Vinicola Cherchi dove possiamo assaggiare dei vini favolosi, ne abbiamo anche qua due in rappresentanza. Io subito mi sono innamorato già da qualche tempo, poi l'ho assaggiato anche da te in cantina, il Tuva Ovest. Il Vermentino o la Vermentina, come abbiamo sentito anche prima che lo dicevi Lare, come mai? La Vermentina è chiamato in termine affettuoso qua in paese per descrivere sempre Vermentino, che è uno dei 3 vitigni che era maggiormente coltivato insieme ai 2 rossi, però come principe era il Vermentino. Quindi la Vermentina dà un po' questo tono femminile a questo vino affettuoso che accompagna le molto più affettuoso. E infatti il Vermentino, il Tuva Ovest di Cherchi, ne stavamo anche parlando prima, ha delle caratteristiche veramente uniche come vino. Sì, non solo il Tuva Ovest, ma il Vermentino in genere qua in paese come microzona, il sottofondo è calcareo, conferisce dei profumi più freschi, a parte molto più profumato, comunque freschi, un vino più delicato rispetto agli altri territori della Sardegna. Per esempio la Gallura sono vini molto più minerali, i Sulcisi sono un pochino più caldi, qua invece troviamo freschezza e carica aromatica con delicatezza del prodotto che si riesce a accompagnare bene tutte le pietanze. Certo, e qui è anche, io lo dico probabilmente anche negli aperitivi, perché io l'ho trovato come aperitivo prima di una cena, è perfetto. Sicuramente a seconda delle versioni come vinificato si accompagna molto bene anche come aperitivo, non ti appesantisce lo stomaco e ti predispone a una buona cena. Bene, poi abbiamo un altro signore, il Cagnolari, un altro vitigno. Sul Cagnolari qui a Usini c'è una tradizione molto importante, vero? Allora, il Cagnolari è uno dei vitigni, forse oggi in Sardegna l'unico autoctono per eccellenza, perché ancora non si conoscono bene le origini ed è sopravvissuto solo in questo territorio, nel circondario di Usini. Oggi un po' si è allargato dopo che si è riuscita a farlo inserire su una DOC per salvaguardarlo, però le sue origini storiche al momento sono qua. Abbiamo trovato qualche riferimento a Rioja in Spagna, che è dall'altra parte opposta della Spagna, e non si riesce a capire come sia il collegamento, anche se siamo stati di dominazione spagnola. Però le coste del Mediterraneo, almeno le influenze sono da costa a costa, però da estremi a estremi non riusciamo a spiegarci perché. Si trova lì un vitigno che sembra simile, che è il Graziano. Bene. Altri prodotti della Vinicola Cherchi, abbiamo detto del Cagnolari e del Vermentino, poi abbiamo il Cannonau, lavoriamo con 3 uve principalmente. Abbiamo il Cannonau, poi da queste 3 uve si ottengono diversi vini, anche Luzzana, che è un abbinamento tra Cagnolari e Cannonau con un leggero affinamento in legno. E poi c'è tutto un percorso di sperimentazione sul Vermentino. Ecco. E siamo partiti inizialmente sulla linea classica, quindi un Vermentino, una linea più importante dei vigneti più anziani, vedi Tuva Ovest, sì. Una linea più delicata, più semplice dei vigneti più giovani, una linea Bilia, e poi abbiamo voluto sperimentare e vedere fino a che punto potesse arrivare il Vermentino nel territorio di Usini. Quindi abbiamo fatto un passito, muffito, tra virgolette, in pianta, quindi un mese tagliato il capo a frutto, fatto passare in pianta e muffire in pianta, e poi raccolto e messo in bottiglia. È un metodo classico, una bollicina da Vermentino. Fantastico. Ti interrompo un attimo, Salvatore, perché vorrei mandare la linea al centro piazza, che abbiamo un altro coro, quindi prego la regia, ascoltiamo il coro, poi torniamo con Salvatore Cherchi. Sano
E noi su questi suoni, su queste note del coro, su queste melodie, bravo, ci siamo permessi di aprire una fantastica bottiglia di Tuva Oes, e devo dire che è quasi a temperatura perfetta, perché non fa caldissimo, quindi lo stiamo assaggiando quasi alla sua temperatura. Cosa dici? Ancora un pochino freddino per le caratteristiche sue? Sì, dipende. Assaggiandolo adesso, proprio per assaggiare il vino, è la temperatura ideale, perché riesci a percepire tutta la sua carica aromatica, la freschezza, la facilità del vino, nonostante sia un vino complesso a livello aromatico. Certo, e qua in diretta lo posso dire che tutte le cose che ha detto prima Salvatore si rispecchiano in questo bicchiere, cioè diciamo la leggerezza e l'armonia di questo vermentino, che veramente per un aperitivo, già da partire da un aperitivo, è perfetto. Poi una cena di pesce. E poi c'è anche un'altra particolarità, sempre il territorio di Usini, su cui ci stiamo lavorando e ci stiamo studiando, è la longevità del prodotto. Nonostante inizialmente appaia un pochino delicato, esile, fragile, a distanza di anni si riesce a degustarlo ancora bene, vengono fuori profumi secondari, terziari. Sì. E questo vino ha 10 anni, anche 15. 10-15 anni? Sì, conservato bene, prodotto bene, ti dà possibilità di anche berlo. Conservato bene in casa, per dire, magari in una cantinetta di quelle. Va seguito giustamente, però 10-15 anni. Abbiamo fatto anche lì una sperimentazione. Abbiamo una bottiglia in occasione dei 30 anni del Tuva Oes, che abbiamo chiamato proprio 30 anni. Vero, la vedremo poi, perché abbiamo pronto uno speciale della vinicola Cherchi, lo vedremo. E lì abbiamo 3 annate di vermentino all'interno, un mix 2011, 2012 e 2013. Quindi 3 annate mischiate in percentuale che abbiamo messo in bottiglia, creato appunto per i 30 anni di un'etichetta. Senti Salvatore, per i nostri amici che ci seguono dalla Sardegna e non dalla Sardegna, dove possiamo prendere una buona bottiglia di Tuva Oes, di Cagnulari, di Cherchi? In Sardegna dove, e anche in continente dove? Sardegna, com'è la tua distribuzione? Bene o male, sulla maggior parte delle neoteche, le più note, si trova in tutte le maggiori città. Sulle capitali italiane siamo abbastanza ben distribuiti. Perfetto. Quindi abbastanza facile da trovare, diversamente dal sito un colpo di telefono all'azienda e si risolve. L'azienda è qua a Usini, io vorrei fare un cina con Salvatore e mandare la nostra visita, la nostra clip che abbiamo fatto in cantina alla vinicola Cherchi. Salvatore, grazie per essere venuto qui con noi. Cin, e noi ci vediamo vinicola Cherchi. Salute.
panno nero plissettata dietro ai lati, liscia sul davanti e chiusa con una fila di bottoni lungo il fianco. E ancora su il grembiule il fazzoletto di seta bianca, su manto costituito da un ampio manto di taffetà di seta nero legato in vita e appuntato con una spilla al fazzoletto. Infine completano il costume ricchi e preziosi gioielli d'oro e di corallo. Questo era il costume di Ozieri, la coppia del gruppo folk Madonna del Rimedio. E siamo a Mara, arriviamo nelle nostre vicinanze. Le due coppie indossano una riproduzione degli abiti del costume che i maresi indossavano prima e dopo il 1900. L'uomo prima del 1900 indossava calzones de tela bianca, benton in tela de cotone bianca, ragas de pannu niedu e pijas, posas de pannu niedu, colpette niedo e manica longa a doppio petto in velluto e ancora sa berrita di panno nero. Nel 1900 venne invece sostituito da calzones ragas con calzone de velluto o furesi. La donna prima del 1900 indossava la camicia di cotone bianco con delle pieghe e pizzi, il busto di cotone ricamato con colori e fili d'oro, la samunnedda plissettata in broccado da mascado, falda in pizza nero e corittu. Dopo il 1900 samunnedda plissettata è stata sostituita con samunnedda a campana in broccado. Grazie alle nostre coppie del gruppo folk Cantu Giovanni Battista di Mara. È la volta di Olmedo, Nostra Signora. Ok, noi ci siamo trattenuti amici qua con Salvatore, piano piano ci stiamo buttando giù la bottiglia. Buttando giù tutta la bottiglia, visto che fa così caldo in questa giornatina a Usini. Continuiamo a assaggiare questo vino fantastico. Qua continua a arrivare gente, le cantine si stanno animando qua alle mie spalle. Ricordo, allora, in Piazza della Conciliazione abbiamo una corte su una cantina e all'interno potete trovare i prodotti di Cherchi, Vinicola Cherchi, e delle cantine Chessa, che sono insieme nella stessa struttura. Poi lungo le vie del paese ci sono altre 11 punti, sono 12 cantine, quindi altri 11 punti perché voi siete due in uno, quindi altri 10 punti, scusate, con altre cantine, altri vini di Usini. Ricordiamo, qua abbiamo il Vermentino, la Vermentina, Cagnulari e Cannonau. Poi ogni cantina magari ha un po' le sue sono diverse espressioni, perché anche all'interno del territorio, da zona a zona, perché Usini praticamente è diviso in due tronconi, una parte più argillosa dove i vini vengono un pochino più caldi, più ricchi, e una parte molto più calcarea, anche se il sottofondo è tutto calcareo. E qui ci sono delle differenze, quindi il gusto anche in questa giornata di Aioi Puntare era fare il giro per le cantine dei vari produttori, vari punti del comune di Usini, del territorio di Usini, assaggiare anche le differenze. Certo, le differenze, ma che qua è venuto diverso, guarda questa zona, ma qui il vino è più buono, ma qui viene così. Sì, quello è vero, però posso dire anche l'atmosfera, perché quando si beve un buon vino l'atmosfera è importante, cioè quando ce lo beviamo a casa di fronte a un ottimo piatto e in compagnia delle persone, insomma, a cui ci piace stare insieme, a condividere il mangiare e il bere, è sempre bello, e qua c'è questa atmosfera. Qui con Aioi Puntare a Usini oggi c'è questa atmosfera di assaggiare i vini, e c'è questa atmosfera e tutti i vini si sentono, si riescono a percepire meglio, molto molto bello. Poi c'è anche un po' di clima natalizio che fa sempre bene, Salvatore. All'interno di ogni vino c'è il cuore del produttore che gli dà quel tocco magico. Certo, allora adesso chiedo un attimino alla regia, intanto che continuo a parlare con Salvatore, se possiamo preparare, abbiamo due contributi, se ci buttiamo sull'olio o ci buttiamo sull'evento che abbiamo seguito questa mattina. Piccola gemma. Il secondo mi dicono, quindi ci buttiamo. Allora, praticamente devi capire che questa mattina, lo saprai benissimo, c'era un evento, uno degli eventi collaterali di Aioi Puntare, che era una maratonina, una gara podistica. Quindi, oddio, gara podistica e vino, insomma,
Allora, possono andare d'accordo. Forse era meglio prima farsi il giro delle cantine e poi la gara polistica in notturna, forse. Cosa dici? Per smaltire, no? Domani mattina magari. Domani mattina. E invece l'abbiamo vista e l'abbiamo seguita questa mattina, quindi si è aperto con lo sport per poi chiudere con i piaceri del palato, con il vino e poi i piatti. Ricordiamoci che abbiamo panini con la porpuzza, abbiamo un po' di tutto, quindi c'è da assaggiare tutto. Allora dai, mentre noi continuiamo a assaggiarci questo fantastico Tuva OS, mandiamo il contributo della maratonina, la gara podistica questa mattina qui a Usini. Abbiamo visto la maratonina di questa mattina, che tu e Salvatore hai detto si sposa benissimo con il vino. Io non lo so, però io mi sposerei più con il vino che con la maratona, però queste sono cose mie. No, ma domani mattina si va a fare 2 passi e fa bene. Benissimo, allora consiglio di Salvatore Cherchi: si viene qua io a puntare, si fa un bel giro, si beve, si mangia, e domani mattina un altro giorno si va a fare una corsa lungo quale colline, insomma, dove abitate, sul mare, sulle colline, facciamo così. Non va dove. Ok. Bene Salvatore, so che devi andare perché la tua cortes ti aspetta, anche i tuoi ospiti che ti stanno aspettando al tuo punto proprio qua in piazza Conciliazione. Rimandiamo un altro invito a tutti gli amici: venite a Usini, siamo qua in diretta noi da piazza Conciliazione per Asantica Moda, qua dietro alle mie spalle la sfilata di abiti tradizionali della Sardegna, evento collaterale di Aio e Puntare, ma lo spettacolo è solo iniziato perché poi ci sono tutte le cantine aperte, punti ristoro, i mercatini, e questa sera alle 21:30 a ballare con Emanuele Bazzoni. Insomma, si continua tutta notte poi con balli, canti e vino. Quindi ultimo cin che abbiamo finito, seccato la bottiglia di Tuva OS. Grazie Salvatore, linea alla sfilata. Ciao. Della sposa con una cuffia forma a sacco tenuta da un rettangolo di seta nei vari toni del rosso in tela. Seta pura a forma di tela di cotone sottile, presenta uno spacco in corrispondenza della nuca e 2 lacci. Potete iniziare a percorrere la nostra passerella. Il velo rettangolare in tulle di cotone ricamato a mano tono su tono con cornice di fiorami stilizzati, punti erba, occhiello e catenella. La camicia, il busto irrigidito con stecche di metallo, legno e palmanana su fodera di tela cruda.
la giacchetta in panno scarlatto finissimo, aperta sul davanti, a maniche sagomate strette al polso e con 2 aperture all'incavo del gomito da cui sbuffa la camicia. La gonna molto ampia in panno scarlatto di pregio, nella parte posteriore in vita e pieghettata finemente e con pieghe minuscole in basso, una serie di triangoli turchini. L'abito feriale di Usini, cuffia come gala ma in tela marrone, viola o nera o verdone, comunque scura, telo copricapo in cotone bianco. Possono percorrere la nostra passerella anche la seconda foggia di Usini, che è appunto l'abito feriale, composta anche dalla camicia e busto come gala ma rivestito di stoffe di cotone, velluto nei colori blu, verdone o viola. Chiude con un laccio incrociato rosso, nero o ancora verdone, sempre in cotone. Gonna di sotto, pannetto o altra stoffa pesante, opaca, turchina, blu o verde muschio scuro. La gonna di sopra invece, pannetto o altra stoffa pesante, rosso cuore, granato con balza azzurra. L'abito maschile, il vestiario tradizionale di Usini, prevedeva l'uso delle ragas d'orbace plissettato e a pieghe sciolte. Con il costume più antico si indossava sugosso in panno nei toni del rosso e del nero, una sorta di gilet privo di maniche chiuso a doppio petto mediante 2 fili di bottoncini neri. Con entrambi le fogge si indossava su cappottino, giacca di fine orbace nero con cappuccio, tasche e fessura e risvolti rivestiti di velluto nero impunturato. E queste erano le nostre coppie meravigliose del gruppo folk San Giorgio di Usini. E direi che che siamo arrivati alla conclusione della nostra bellissima serata di S'Antica Moda. Ok, allora io adesso per salutare tutti vorrei prima di tutto che le nostre fogge divise in 2 file, una a destra e una a sinistra, percorressero la nostra passerella e si posizionassero al centro per salutarli e accoglierli con un grandissimo applauso. Iniziate a scendere belli più che mai, radiosi e orgogliosi di indossare il nostro costume sardo. Eccoli che arrivano, così si posizionano. Anche i più piccoli, mi raccomando, non nascondetemi i più piccolini. I più piccolini li voglio davanti. Stiamo parlando di quasi 200 fogge che stasera sono venute e hanno messo in moto tutta la Sardegna, tutta l'isola per venire qua con noi a S'Antica Moda alla seconda edizione, e per questo non posso che dirvi grazie, perché solo grazie a voi siamo riusciti ad avere successo nella nostra sfilata di S'Antica Moda. Vi ricordo tutti i gruppi che hanno partecipato: Iglesias, Monastir, San Basilio, Sennori, Milis, Villa Grande Strisdali, Samugheo, Bolotana, Olbia, Bitti, Ossi, Uri, Nulvi, Porto Torres, Trinità d'Agultu, Ollollai, Macomer, San Nicolo d'Arcidano, Villanova Forru, Mores, Ozieri, Mara, Olmedo, Arzachena e infine i nostri padroni di casa di Usini col gruppo folk San Giorgio. E come vedete sono davvero tantissimi. Riuscire ad organizzare una serata così impegnativa è stato davvero faticoso, ma noi ce l'abbiamo fatta. E allora io vorrei che Giuseppe mettesse la canzone proprio del gruppo folk San Giorgio, no? Quella che conosciamo sempre. Sai come fa? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo perché c'è un ragazzo del gruppo folk che mi dice: Ilaria, canta tu. Ma se canto io, meno male non ha piovuto per oggi, adesso inizierà a piovere. Forse non ce l'abbiamo, ma noi possiamo recuperare anche con uno sketch di organetto. Ci sta? Meglio? È più pratico. Facceli un po' tutti, facci un mix.
Sta iniziando con i passi. E con il Ballapasso chiudiamo Santiga Moda 2018, la nostra seconda edizione, e vi invitiamo a ballare con noi. Venite in piazza insieme alle nostre fogge, insieme ai nostri ragazzi, 250 rappresentanze provenienti da tutta l'isola, ballano oggi su Ballapasso. Grazie a tutti di essere venuti, grazie per aver assistito alla nostra bellissima serata passerella di Santiga Moda. Vi invito a ballare insieme a noi, così ci scaldiamo un po'. E ancora grazie a tutti, buon proseguimento di serata con Aio e Puntare. Ciao! guardare me o devi guardare in camera? Siamo già in diretta, tutti gli amici. Abbiamo qua non sono abituato abbiamo qua con noi Gavino Piras, l'organizzatore di Asantiga Moda, la sfilata, la passerella degli abiti tradizionali che abbiamo visto. Ma Gavino, qua tu hai detto passerella degli abiti tradizionali, ma c'erano dentro cori, gruppi folk, adesso abbiamo gli abiti e i gruppi che stanno ballando. Insomma, qua la festa continua. Certo, continua con i balli, con grandissimi musicisti come Giuseppe Cuvedo, Paolo Tucconi. È vero, anche questo dobbiamo ricordare perché sono una parte fondamentale, la base della nostra magia di stasera. Oggi grande sfilata, come dice qualcuno, grande, ma nel senso non per quante persone c'erano, ma per quello che è stato fatto, nel senso che oggi abbiamo dato un tocco di Sardegna in una sola serata. Immaginati 200 fogge in 2 ore di spettacolo. Come hai detto tu, le chicche del coro, del gruppo di ballo, è per ritornare a far vedere al turista che è qua o comunque al compaesano che comunque la magia non è solo nel vederti come la bellezza del costume, ma proprio la bellezza della nostra tradizione. Ecco, la nostra tradizione, colgo l'occasione, anche se un po' sul finale, di ringraziare tutti i circoli sardi che ci stanno seguendo su Facebook,
abbiamo insomma alcuni un po' più a cuore come il Circolo Sardo di Genova, il Circolo Sardo Peppino Mereo di Siena che abbiamo visitato e che ci stanno seguendo su Facebook, quindi li salutiamo qui da Usini e speriamo veramente di aver portato anche a voi che non dire siete che vogliamo qua sull'isola, andarci, noi vogliamo andare a questi circoli con questa manifestazione, se volete noi veniamo lì. Eccoci qua. Siamo Abbiamo qua, chiamate Sardinian Live. Sotto ci sono i like, tutti i contatti che state guardando su Facebook, quindi chiamateci come Sardinian Live, noi veniamo ovunque. Va bene, senti, un'altra cosa, avevi parlato prima di un Tuccone, ma voglio anche dire di un'altra Tuccone, fantastica Ilaria, che tu conosci abbastanza bene. Il passaggio, abbastanza bene, è la moglie, che ha presentato questa manifestazione, questo evento collaterale di Io e Puntare. Vi ricordo che ce ne saranno tanti altri, abbiamo visto prima la maratonina che è partita questa mattina, la corsa podistica, abbiamo visto il contributo a Santica Moda che siamo sulle note finali e poi questa sera alle 21:30 a ballare con Emanuele Bazzoni, quindi continua in Piazza Arborea la grande festa di Io e Puntare, continua in tutte le 12 cantine che ci sono qua e continua con i mercatini e continua anche con un personaggio che abbiamo trovato in piazza, molto particolare, che sta mandando avanti un progetto molto interessante, è Soleandro con il suo Savitri e l'abbiamo incontrato prima insomma di questa mattina, prima della nostra diretta e vediamo un attimino che cosa ci ha detto. Regia, grazie. Soleandro con Savitri, poi torniamo qua. Salve a tutti, ci troviamo a Usini, questo splendido paese al nord Sardegna, dove oggi si svolgerà la manifestazione Io e Puntare, 17ª edizione penso, e ci siamo anche noi, ci sono io con questo mio nuovo progetto che come vedete dietro di me si chiama Savitri, Cantico d'amore, questa meravigliosa canzone che è stata scritta quest'anno e che sentite in sottofondo, a cui è legato un contest. Quindi abbiamo lavorato cercando di dare la possibilità a tanti ragazzi di quest'isola, tanti talenti, perché ce n'è tanto, credetemi, che amano la lingua sarda. Savitri, questa parola sanscrita che arriva dall'India, che è sbarcata nella nostra terra e che sta, in questo periodo proprio dedicato al Natale, sta contaminando dai bambini agli anziani. Quindi vi aspettiamo tutti a Usini. Abbiamo a disposizione il CD che appunto si chiama Savitri Cantico d'amore e parte del ricavato lo diamo in beneficenza a tante associazioni benefiche, non siamo solo qua ma siamo in tante piazze dell'isola. Comunque per quanto mi riguarda vi do l'appuntamento, quindi Savitri, Usini, Io e Puntare, vi aspettiamo numerosi. Un saluto particolare va agli amici di Sardinian Live. Ecco il suo grande progetto, mi raccomando, seguitelo, la pagina facilissima Soleandro, la sua pagina Facebook, andate, cliccate un bel mi piace anche a Soleandro e anche a Sardinian Live. Voglio dire Fabio una cosa di questo artista, che mi voglio permettere perché lo conosco abbastanza bene. Allora, Soleandro è veramente uno dei più grandi artisti di Sardegna, perché comunque anche se vive in un mondo tutto suo e lo conosciamo le sue particolarità, ogni tanto con questo estro toglie fuori delle canzoni paurose. Sì, questa veramente poi fa dei testi già da terra mia, maccando, ma in tante situazioni che ha fatto. Io realmente vorrei avere in un certo senso la sua vena artistica, perché porta a casa delle cose che realmente sono pochi che lo possono fare. Sì, è comunque un grande artista, seguite Savitri, mi raccomando, sui social soprattutto e comunque in giro per la rete e per le televisioni anche dell'isola. Ieri sera per esempio era a Sardegna 1 a fare uno spettacolo con i bambini, insomma quello che coinvolge, c'è anche un lato molto bello di beneficenza, insomma di dare anche un occhio agli altri. Sì, adesso tocca a Paolo Tucconi a quanto pare qua. Sì, qua iniziamo, non ce lo guardiamo. Allora, qua iniziamo con Paolo Tucconi, i balli qua, Piazza Conciliazione, continuano, mi è rimasto la C di Conciliazione un attimo così, perché ci siamo scofanati una bottiglia di Tuva OS insieme a Salvatore Cherchi, qua in diretta così, va bene. Comunque noi continuiamo perché siamo solo all'inizio, però Gavino attenzione, abbiamo parlato con Antonio Brundu, sindaco di Usini, anche della tradizione di Usini, dei gruppi folk, degli abiti tradizionali gruppi folk, e tu hai
degli appuntamenti importanti, perché innanzitutto c'è un appuntamento importantissimo che già da 2 giovedì che è in giro per il Coros, esatto, e giovedì prossimo sarà a Ploaghe. Sì. Siamo a Ploaghe insieme al coro di Usini, insieme al gruppo di Ploaghe e al coro di Ploaghe per una manifestazione importante che del si chiama coro. Un'isola di canto e danze. Un'isola di canto e danze. Il canto del coro, la danza dei gruppi folk, è un'unione fantastica. Noi come Sardinia Live l'abbiamo già seguito 2 sere, seguiremo Ploaghe, seguiremo poi la tappa ancora che è Cargeghe e quella di Usini. E quella di Usini ovviamente qua in casa per voi. Quindi mi raccomando, allora Ploaghe è un'isola di canto e danze, giovedì ore 19:30 a Ploaghe, e poi il 29 di dicembre a Usini, Cantende con Sugoro, la 26esima rassegna del Coro Logudoro. 26esima edizione? Sì, sì. Giusto, l'avete inventata ieri. Ieri abbiamo fatto un paio di canzoni. 26esima edizione, 10 anni prima ancora di questo Io e Puntare, che siamo, ricordo, alle 17esima edizione quest'anno. Fantastico. Ma di Io e Puntare non mi hai detto nulla, un po' della manifestazione. Io ho avuto veramente pochissimo tempo, perché con questa grandissima manifestazione. Ma 17 edizioni quante ne hai viste? Più che altro quanto venivo prese. Nel senso che Io Puntare racconta quello che è comunque la bellezza e la produttività del paese di Usini. Certo. Oggi noi città dell'olio, città del vino, ma del vino con un sacco non solo di cantine a livello internazionale, per esempio come quella di Cherchi che hai mandato prima, la più importante, la più grande, quella che ha aperto la strada a tutti, ma abbiamo tantissimi piccoli produttori, piccoli che poi uno dice sono piccoli, ma quanto ne hai fatto? 25.000 litri, quello rimane, no, nel senso che comunque sono piccole realtà ma che fanno un vino veramente di altissima qualità, e Usini fortunatamente in tutti questi anni, soprattutto grazie a questa manifestazione, ha aperto le porte. Certo, immaginate che dopo la rassegna dei vini novelli di Emilis, a Io Puntare è la seconda manifestazione di vino che è nata in Sardegna appunto 17 anni fa, una delle più antiche. Certo, l'abbiamo sentito da Antonio Bruno, dal sindaco, come è nato da un gruppo di amici che andavano a spillare, a depuntare il vino nelle cantine degli amici. Insomma, è molto bello. È nato come uno scherzo, no? Io ai puntamus, cioè questa parola vuol dire ai puntare, vuol dire allo spunto del vino, il giorno che apri la bottiglia, la botte per vedere se è buono, e questo è il discorso, che è nato così. Andavamo, prima abbiamo iniziato tra di noi, prima la chiamavamo Andende a Santo Andria, no? Che là c'erano le cantine in Santo Andria, una zona del paese, poi pian piano abbiamo allargato il discorso e siamo arrivati a questa manifestazione che ci dà questa particolarità. Bene. Io direi che a questo punto coinvolgiamoci anche noi all'interno di questa andiamo a ballare, festa. Sì, io direi di sì. Se tu balli, io ballo. Se tu balli, io presento. Io dopo una bottiglia di Tuvaoes gustata insieme a Salvatore Cherchi, sono qua tutta la sera, mi metterò a ballare. Neanche un goccio di vino tutta la sera. Prima il punto e poi ballo. Ah, bella. L'hai detto benissimo, prima il punto e poi ballo. Va bene, allora amici, ve lo ricordo, stiamo per concludere la nostra diretta, ma qua la festa è appena iniziata. Prima Luisella della Prologo, abbiamo visto il contributo, dove prendere i bicchieri e i ticket all'ingresso del paese. Arrivate, parcheggiate lì, che è anche una zona perfetta per parcheggiare, trovate posto, prendete il ticket, il bicchiere e via per le cantine. Qua continuano le danze, quindi passate da Piazza Conciliazione, poi vi fate un po' di cantine e in un attimo si arriva alle 21:30 con i concerti in Piazza Arborea a ballare con Emanuele Battoni. Gavino, grazie mille, ci ritroveremo ancora. Vediamo presto. Ragazzi, finiamo così questa. Seguiteci su Sardinia Live. Sì, seguiteci su Sardinia Live, il gruppo folk San Giorgio anche, e da Usini per la diretta è tutto, ma la festa continua. Quindi un saluto. Ciao. Ci vediamo qua a Usini. Ti aspettiamo. Andiamo a ballare adesso. E a puntare. Punto e basta. Balliamo.